qua ci sono i campi coltivati e lì dietro ci sono le famiglie che abitano con dei bambini e le stalle con le vacche, insomma diciamo che è un po' messa in un punto critico questa trivellazione. I fenicotteri li abbiamo scelti come simbolo, il fenicottero con la maschera difende da solo, finalmente ha deciso di difendersi dall'assalto della Zara. Il 10 aprile sarà una data fondamentale perché credo per la prima volta nella sua storia i genti della Zara si troveranno a confrontarsi con delle persone a cui dovranno rispondere direttamente del loro operato, cioè forse non gli è mai capitato neanche a San Roque che qualcuno gli domandasse ma cosa volete fare qui, quali danni potete fare, quanti soldi ci date, insomma noi le idee ce le abbiamo ben chiare. Troppo pochi.